a voi signore e signori, come promesso, la sezione di Vittorio Veneto, la città della vittoria. Nella dunata nazionale del centenario sfila in Piazza Duomo a Milano l'orgoglio alpino del Veneto. In 30.000 la stima dal nord-est, 90.000 le penne nere che hanno preso parte dalla mattina al tardo pomeriggio al lungo sfilamento. In 500.000 tra alpini simpatizzanti, quelli che hanno invaso nella 3 giorni della dunata il capoluogo lombardo. Sfila Vittorio Veneto con i suoi alpini, i suoi sindaci, ma soprattutto nel ricordo dei suoi vecchi, e tra loro c'è anche Iroso, storico mulo della brigata Cadore, morto 2 settimane fa all'età di 40 anni. Signori, oggi a ricordarlo ci sono i suoi sconci e c'è il suo basto. Ora Iroso senza il basto, sii felice con loro. C'è Tony De Luca, l'alpino che lo salvò dal macello, a spingere il carrello col basto di Iroso, a cui il governatore Luca Zaia dedica un post su Facebook. Il ricordo di Iroso, il mulo alpino più vecchio d'Italia, piomba sulla dunata, scrive: un silenzio commosso lo accoglie e tutti rendiamo omaggio a questo generale che ci ha lasciato da poco. Sfilano le sezioni storiche, Valdobbiadene, Conegliano, Treviso, sotto gli occhi del ministro della difesa Elisabetta Trenta. Sfilano Asiago e Bassano del Grappa, sfila immancabile Riccardo Cerantola, alpino vicentino, malato di SLA. Ma il suo nome non dice abbastanza, ripete lo speaker. Non serve, capite? Serve il nostro applauso. Serve avere dietro una compagnia di amici che non ti lascia a casa. Serve avere qualcuno che una settimana fa ha detto come non vieni? No, devi venire anche tu insieme con noi alla dunata nazionale degli alpini. Gli alpini, forza di primo soccorso nelle emergenze, una delle anime principali della protezione civile nazionale, ma anche presenza silenziosa, quotidiana nel sociale di comunità grandi e piccole. Sfilano i nomi e i simboli delle montagne venete legati a doppio filo agli alpini e alla storia d'Italia dell'ultimo secolo. Sfila il Veneto intero, da Belluno a Venezia, da Padova a Vicenza, e infine il passaggio della Stecca con la città della dunata 2020. Altra regione, altro orizzonte, quello del mare di Rimini. Saluto dalla zona delle tribune il Labaro che lascia lo schieramento